Vengono da Palermo, dal quartiere di Brancaccio, come dalle vie centrali e residenziali della città, ma vengono anche da Cosenza, da Catanzaro, dalla Sardegna come dalla Toscana. Pellegrini da tutta Italia, insomma, hanno iniziato a riempire il prato del Foro Italico a Palermo sin dalle 6 del mattino. In parte sono gli stessi che hanno dato vita alla veglia di preghiera sul terreno confiscato alla mafia, dove sorgerà la nuova chiesa dedicata a Don Pino. In parte si sono messi in viaggio all'alba, come gli scout di Belpasso, in provincia di Catania. Altri hanno partecipato a Palermo alla 3 giorni, dedicata alla beatificazione, e sono ospitati persino a Cefalù, a un'ora di strada dalla città, anche perché non c'è posto per tutti. Siamo di Belpasso, provincia di Catania. Una bella strada avete fatto. Sì, il viaggio è stato lungo, 3 ore bene o male. Tutta questa strada per venire alla beatificazione di Padre Pino. Sì, ma sicuramente lo stiamo facendo con il cuore perché crediamo in certi valori e sicuramente la lotta contro la mafia è quello che soprattutto in questa terra è stato fatto contro la mafia e ne vale la pena. Non sono ancora le 8 del mattino e il prato del Foro Italico di Palermo si è già praticamente riempito di giovani, di ragazzi, di scout che vengono da tutta la Sicilia e oltre. C'è una grande attesa per la beatificazione di Padre Pino Puglisi, sono chiuse tutte le strade e la confusione comincia a farsi vedere, come potete notare. Non potevamo mancare, lo sentivamo come un impegno personale, non dovevamo mancare noi che l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo vissuto sino agli ultimi giorni. È quasi un segno di ringraziamento verso di lui per tutto quello che ha fatto per la nostra borgata, perché forse in questo momento noi saremmo a livello di Zen se lui non fosse venuto nella nostra borgata. Questo è lo striscione di San Gaetano, della chiesa di Maria Santissima del Divino Amore di San Gaetano, dove Padre Puglisi ha passato gli ultimi anni di sacerdozio fino a quella famosa sera in cui è stato ucciso. Ci siamo alzati alle 4:30. Sì, per essere qua perché siamo ospiti a Cefalù. È veramente tutto pronto ormai, mentre comincia a spuntare il sole su questo 25 di maggio, resta soltanto l'attesa. Qui fin da Cosenza. Sì, da Belvedere Marittimo. Siamo una delegazione della scuola secondaria di primo grado, statale di primo grado di Belvedere, e siamo stati la prima scuola, dopo quella di Brancaccio, ad essere intitolata Padre Puglisi. Di questo ne siamo orgogliosi perché abbiamo creduto nei valori che lui ha testimoniato. Il popolo di Don Pino ha preso d'assalto la città di Palermo, dunque, chi in festa cantando e con gioia, chi in preghiera, chi semplicemente perché vuole esserci per chiedere una grazia o dire grazie al prete che è morto per mano mafiosa.